Il Monte Pelmo, il celebre Caregon del Padre Eterno, è una delle montagne simbolo delle Dolomiti. Con i suoi 3168 metri offre un'escursione lunga, impegnativa e incredibilmente spettacolare. Sabato 27 giugno 2026 partiamo da Zoppè di Cadore. Dopo un'ora e mezza raggiungiamo il rifugio Venezia e proseguiamo verso la Cengia di Bol. La Cengia è molto esposta, qui bisogna avanzare con prudenza. Costeggiamo le immense pareti del Pelmo e superiamo i tratti più delicati, attrezzati con corde fisse, tra cui il famoso Passo del Gatto. A quota 2300 metri termina la Cengia e affrontiamo un lungo e ripido ghiaione. Dopo circa 2 ore arriviamo a 2800 metri in uno spettacolare anfiteatro naturale, dove sorge il nuovo bivacco Bonafede Giustina, installato nel 2024 come ricovero d'emergenza. Da qui seguiamo la cresta e affrontiamo gli ultimi 300 metri di dislivello. Dopo circa 7 ore di cammino e 1750 metri di dislivello positivo, raggiungiamo finalmente la vetta del Pelmo, a 3168 metri. La vista da quassù ripaga ogni fatica. Dopo aver verificato le condizioni, decidiamo di trascorrere la notte in cima. L'alba vista da questa montagna è uno spettacolo indimenticabile. Prima di rientrare saliamo anche sulla spalla sud, per goderci un ultimo incredibile panorama. Sono Marco Pocaterra e da 7 anni percorro gli itinerari più affascinanti dell'arco alpino italiano. Seguimi per nuove avventure.